So che ai primi di ottobre appunto c'è un tavolo sul quale verrà discussa la riapertura, l'eventuale riapertura. Ci sono delle buone prospettive, ma ancora nulla di concreto. Discoteche ancora ferme al palo, escluse dal decreto che estende l'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Aspettavamo un provvedimento già a luglio e invece, dice Giannino Venerandi, siamo fermi da oltre un anno e mezzo nonostante avessimo presentato un protocollo di sicurezza per le riaperture approvato dal CTS. Noi chiediamo solo di poter tornare a lavorare garantendo un divertimento in sicurezza, altrimenti, continua Venerandi, si favoriscono fenomeni di assembramenti incontrollati come accaduto durante quest'estate. Se possiamo stare sereni facendo accedere le persone col Green Pass e poi anche farle divertire, sarebbe una cosa, che ci darebbe un modo di lavorare in maniera serena, e toglieremo anche, diciamo da luoghi abusivi, tante persone che si stanno organizzando sempre di più. Io non so cosa succederà per dirle, nella festa di Halloween. Cosa succederà, in giro per piazze piuttosto che in capannoni? Cioè noi saremo sacrificati a non far divertire le persone, ma non stanno a casa le persone. Intanto dal governo arrivano segnali positivi per il mondo delle discoteche con il sottosegretario alla salute Costa che assicura che nella valutazione prevista a fine mese potranno essere inseriti anche questi locali. Qui daremo, spiega, una risposta. Importante è creare condizioni per riaprirli e si può anche iniziare con una capienza del 75% con Green Pass. Ancora da chiarire le modalità con cui si accederà alle discoteche dove potrebbe essere richiesto l'uso della mascherina. È indicazione, spiega il sottosegretario, che ci darà il CTS. Il vaccino non esclude la possibilità del contagio, quindi ad oggi credo che il tema di togliere le mascherine al chiuso sia un tema da rimandare, una possibilità che Venerandi vede però difficile da attuare. Per me la mascherina, dal momento in cui ci viene concesso di aprire con il Green Pass, la mascherina all'interno è difficile da farla tenere